E adesso noi ci occupiamo invece di mutui, perché? Perché la crisi ha messo in ginocchio migliaia di famiglie italiane che hanno fatto e fanno davvero fatica a pagare le rate. La possibilità di cambiare banca, di contrattare delle condizioni migliori sicuramente ha dato una mano, ma la difficoltà quando si vuole tra l'altro accendere un nuovo mutuo, davvero queste difficoltà possono sembrare insormontabili. Il Consiglio Nazionale del Notariato si è dunque mosso per offrire ai consumatori una serie di servizi. Al telefono c'è il Presidente Paolo Piccoli, buongiorno e benvenuto a Consumi e Consumi. Buongiorno. Senta Presidente, la crisi è arrivata anche sulle vostre scrivanie, cosa vi chiedono le famiglie? Ma intanto i mutui sono diminuiti moltissimo perché sono diminuite anche le contrattazioni immobiliari e quindi l'acquisto di nuove case. Adesso nell'ultimo periodo i dati ufficiali dicono che c'è una ripresa, ma siamo ancora naturalmente molto al di là di quello che era la situazione precedente. Le famiglie vogliono capire la differenza tra il variabile e il fisso, tra il tasso variabile e il tasso fisso, vogliono capire che opportunità hanno in relazione alla rinegoziazione del mutuo con la medesima banca oppure con la surrogazione attraverso un accordo con una banca nuova e che cosa significa fare un mutuo di sostituzione, cioè un mutuo completamente nuovo. Per la verità arrivano abbastanza tardi da noi, nel senso che si rivolgono di più a mediatori finanziari e alle banche, ed è per questo che noi abbiamo realizzato insieme con molte delle associazioni dei consumatori addirittura 2 guide sui mutui. Una è stata la prima realizzata, poi è stata modificata dopo le norme della legge Bersani, e queste guide sono estremamente semplici, informative e danno tutta una serie di notizie attraverso le quali il cittadino può avere un panorama della situazione. Il consiglio è di rivolgersi prima ai notai o di rivolgersi prima a esperti giuridici, perché è possibile in questo modo naturalmente non avere notizie di carattere finanziario, ma avere notizie di carattere giuridico in relazione alle conseguenze del mutuo che si va a stipulare. Certo, insomma, quindi appunto prima di trovare i soldi e di sapere quanto ci costeranno i soldi è bene chiedere queste informazioni. Ecco, tra l'altro voi avete attivato numerose iniziative a sostegno dei redditi più bassi. Mi piaceva citarne una a Foggia e da questa settimana anche a Bari. Le vittime dell'usura possono accedere al mutuo senza pagare il notaio. Ora naturalmente questo diciamo è un impegno civile, ma avete promosso anche lo sportello per gli extracomunitari, tra l'altro in Lombardia in accordo con la Caritas, che dovrebbe essere poi uno sportello pilota. Di cosa si tratta? Questo sportello attivato attraverso un accordo tra la Caritas Ambrosiana e il Notariato Lombardo, in particolare l'associazione sindacale dei notai della Lombardia, da ottobre del 2009 si è messa a disposizione di enti e associazioni appunto del non profit che sono specializzati in mediazione culturale e integrazione degli stranieri in Italia, per dare delle informazioni che sono a volte essenziali proprio anche sulla realtà giuridica in cui l'immigrato viene a trovarsi. C'è tutta l'Africa subsahariana che non conosce il diritto di proprietà, il diritto di proprietà è collettivo, tanto per dirne una, e quindi bisogna accompagnare per mano l'immigrato in una realtà, anche per esempio nell'avvio di un'attività commerciale oppure nell'acquisto di una casa, che è molto diversa da dal panorama culturale e giuridico nel quale si trova. La primissima iniziativa appunto in collaborazione con i volontari della Caritas Ambrosiana è quella di un corso di formazione dal titolo Immigrazione da pregiudizio all'accoglienza, una convivenza da costruire, quindi il tentativo di dare competenze sempre maggiori anche ai volontari che si occupano di immigrati. Ma poi noi abbiamo sviluppato una serie di incontri sul territorio, sono addirittura 76 in questo momento a livello istituzionale, nei comuni, nelle province, con i cittadini, per cercare di metterci a disposizione di una serie di quesiti che ci possono fare in relazione ai campi che sono di nostra competenza, certo, cioè specifici.
la casa, il societario, i temi che riguardano la famiglia, temi che riguardano le successioni. Insomma, queste sono tutte cose di cui si occupa il notariato, ne parliamo davvero forse troppo poco ed è molto importante. Io ringrazio naturalmente moltissimo Paolo Piccoli, che è Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato. Vi invito ad andare sul sito, che appunto è www.notariato.it, dove potrete scaricare le guide naturalmente gratuitamente e potrete avere tantissime informazioni. Grazie ancora al Presidente Paolo Piccoli. Grazie a voi. E adesso la nostra rassegna stampa. Questa settimana il salvagente al bazar delle multe, è questo il tema.